siamo nella sede di Friuli Future Forum, che è un progetto della Camera di Commercio per le aziende che innovano. Noi abbiamo pensato nei 20 anni di Friuli Doc di portare le maggiori innovazioni in atto nel settore dell'agroalimentare. E abbiamo iniziato, facciamo ogni mattina alle 10:30 un corso di cucina dove gli chef presentano nuovi piatti prodotti e costruiti e cucinati con l'innovazione. Stamattina abbiamo preparato per esempio delle sarde stirate e cucinate col ferro da stiro, non stiamo scherzando, con dei risultati eccellenti. E poi portiamo degli artigiani del gusto, come abbiamo finito in questo momento con i dolci delle Valli del Tisone e della Bakery dell'Ava, dove anche qui abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di grissini fatti con la farina di polenta, del panettone che viene cucinato tutto l'anno, con una serie di biscotti che vanno in tutta l'Europa già, da Harrods in poi. Quindi è un tema che continua domani e che si concluderà con una innovazione straordinaria a nostro parere, che è mettere insieme tutti i rifugi di montagna con i malgari e creare una rete di innovazione turistica.